Presidente del Senato. Giornata veneziana per la neoeletta Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. In mattinata è stata accolta dal governatore Zaia a Palazzo Balbi e i due si sono intrattenuti a colloquio riservato per circa mezz'ora. Poi l'incontro con le autorità politiche, civili, religiose e militari. Devo dire che pur avendo un ruolo istituzionale nazionale, quando sono in Veneto, quando si parla di Veneto, il mio cuore batte più forte. È sotto gli occhi di tutti che negli ultimi 20-30 anni ha avuto uno sviluppo economico, sociale senza precedenti. E è un Veneto che poi guarda alle sfide che il futuro pone ed è per questo che merita un ruolo di primo livello nel nostro Paese. Nel corso dell'incontro il governatore ha esposto alla Presidente alcuni temi importanti in questo momento: il teatro stabile declassato, i giochi olimpici invernali a Cortina e il percorso verso l'autonomia del Veneto, iniziato con il sì di circa 2,5 milioni di elettori. Ben inizia a metà dell'opera, direi proprio di sì, c'è una Presidente donna veneta, la prima Presidente donna del Senato, ci fa ben sperare, soprattutto visto e considerato che nel discorso di insediamento la Presidente Casellati ha fatto l'accenno all'autonomia e a quello che è la massima aspettativa per noi veneti. Casellati infatti ha detto che l'autonomia deve far parte delle priorità del nuovo governo. Nel mio discorso inaugurale ho richiamato la necessità di completare il riassetto delle autonomie locali. L'ho ripetuto anche in varie interviste, spero che nel governo che verrà questa possa essere una delle priorità dell'agenda politica. Ho una figura istituzionale e certamente cercherò che l'avvio delle riforme si faccia. E mentre il percorso prosegue con l'incontro lunedì tra Zaia e i parlamentari veneti, c'è un altro tema che sta molto a cuore al governatore e non solo. La Presidente ha assolutamente sposato questa partita, che è quella di andare a verificare in maniera tale da capire perché questo declassamento, visto e considerato che noi non ci sentiamo di avere un teatro stabile del Veneto di serie B. E quindi vogliamo tornare nel gota dei grandi teatri stabili nazionali ed è giusto che venga riconosciuta la prima categoria, anche il teatro stabile del Veneto.